Benvenuti da Tel'Altobut, edizione di sabato dai 1 febbraio del 2025 dal nostro notiziari. Il 27 di gennaio è stata celebrata la giornata delle memorie, 80 anni dalla liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz. Piero Maieron aveva nome 17 anni quando lui e suo pari Basilio sono stati appazzi da uno dei prasi di chiesa loro in Cente a Chiappaluce, la binore dal 28 di maggio del 1944, per essere poi deportati a Dachau. Pino tornerà a chiesa il 27 di luglio dall'anno dopo, con nati 150 italiani che non erano stati rimpatriati prima a causa delle loro condizioni di salute. Suo pari Basilio non tornerà. Ascoltiamo allora le parole di Pino Maieron rilasciate qui a Tel'Altobut per tenere sempre viva la memoria. Quando arrivava un convoglio era già la prima selezione e si assisteva allo smembramento delle famiglie, cioè magari il pari e la madre da una banda, il figlio dall'altra banda, i figli piccoli che vanno continuamente, la SS che aveva diciamo, se finché al momento aveva cercato di nascondere il tutto perché hanno venuto magari una rivolta prima di arrivare dal campo, no? Lì che erano in chiesa loro e hanno cominciato a mostrare il loro vero volto, cioè qual era il loro significato, qual era il loro fine, qual era il loro compito di portare a termine questo disegno già studiato a tavolino, cioè la prima depersonalizzazione, la prima spersonalizzazione del soggetto. E avveniva già quando lo portavi dentro a fare il bagno col molà, la ghiaccialde e poi dopo che fredde. Dopo venivano fuori vestiti con queste vestizzarie, con un par di sciocchi che uno era diverso dall'altro, con un vestito uno diverso dall'altro, cioè non dasse misure. Dopo con l'esercitazione perché era già subentrata un'altra forma di pressione per far capire cosa comandava lì dentro, cioè il saluto e la riverenza, l'atto di riverenza verso i soldati e i graduati della SS, cioè il saluto di togliersi e mettersi il cappello, no? Il fatto di fare questi esercizi per ore e ore fin quando si aveva imparato a memoria, sotto la guida dei capos, che erano che dal triangolo verde, che erano i criminali tirati fuori dalle galere, tedesche, e si erano mettuti a fare i carcerieri. E, naturalmente i primi momenti, i primi contatti col campo sono stati tanto difficili anche per il fatto che la lingua tedesca non era conosciuta e quindi anche gli ordini non venivano recepiti come che volevano loro. Quindi Cuca ha interpretato il tedesco lì, allora il nome il bastone, in mansa che scriminai che veniva lasciato colà sul chiave e sulla schiena delle persone che non erano pronte a obbedire al comando tedesco. E il fatto stesso che appena dopo la vestizione che avevano imparato a fare le prime i primi ritos, le prime normative, se severe, a eseguire le prime normative dettate dal campo, allora già il capo lager, il Lagerältester, no? Che veniva a fare il sermone veniva di 4 parole nome, che l'identità al campo
cioè il deportato aveva di smenteare cucalere stato, aveva di lasciare abbandonato ogni passato e aveva nome tre robe da fare, aveva nome di avere attenzione per il lavoro, per la disciplina e per l'ordine. Se lui mangiava in questi tre ordinamenti, in questi tre principi, in fondo accettava la morte. Quindi l'identità al campo era tutto verboten, tutto proibito. Era proibito fare concorso, era proibito fare i due di loro, era proibito fermarsi vicino al reticolato, era proibito a dormire con queste casacche a ries, era proibito mettersi a 2 sal per ripararsi dal freddo, era per fin proibito essere a un di togliersi la vita, perché un che era portato alla pazzia e alla disperazione, accettava il modo, il momento di togliersi la vita. E questo non era possibile perché era il parone della vita e della morte, era il nome il capo e la SS. Se un di nostri, per esempio, si impicchiava all'insaputa, che era vicino a lui doveva rispondere, perché non sono stati così attenti a impedire di coparsi. Quindi veniva a sua volta punito. In te giornate dal rientro a chiesa, Pino si inclamava. Pino, Pino, non mi riconosci tu? Sei io, Leo De Franceschi. Un so compaesano, un so scritto, ma Pino non lo riconosce. Al colonnello Adriano Catalan, Leone De Franceschi ha raccontato la sua esperienza di deportato in tal campo di concentramento di Flossenburg. Buonasera, avevo 17 anni. È nata quando è stato il rastrellamento qui a Paluzza, dei tedeschi. E hanno preso, sono venuti a cercarmi me i tedeschi, col nome eccetera. A 17 anni? A 17 anni. E hanno preso mio padre perché io non c'ero, no? Cioè sono scappato, perché si cominciava, la gente diceva sono i tedeschi, e sono scappato su alla Unina. E dopo una settimana mi hanno mandato dire i tedeschi che devo presentarmi a Udine o se no parte mio padre per la Germania. Insomma, non sapevo la sorte. E io dopo ho ripensato, sono andato perfino alla Decamotta, Talvisi, a Camporosso, per figurare che ero a lavorare con la TOD. Con la TOT. Non ho valuto niente, dovevo presentarmi in una parola. E fatto sta, sono presentato. Quindi è andato giù a Udine per liberare il padre. Il padre. Sono arrivato, mi hanno detto, è arrivato per il De Franceschi, una signorina che era interprete di Bolzano, doveva essere. E giù pugni e con un pezzo di gomma, non so io cosa era. Manganelli di gomma, sì. E di lì, su nella camerata, all'ottavo Alpini. E lì era mio padre, vedi che c'è il posto, mi ha detto lui, no? Che era vicino al prete vecchio di Cercivento, che era un prete. E allora mio padre dopo l'hanno liberato e io sono rimasto. Quanto è rimasto a Udine? Una settimana, e tutta quella settimana ogni giorno l'interrogatorio, che ne ho tante prese che sì, non mi faceva caso, perché insomma avevo un po', ero forte, no? E dopo di lì ci hanno preso dagli ottavi Alpini e ci hanno portati giù in via Sparto, e lì siamo stati neanche un giorno, ci hanno consegnato un pezzo di pane, ci hanno messi in colonna e giù in ferrovia nella stazione. Dove era destinato? Quanto è durato il viaggio? La prima
la prima destinazione? 15 giorni. 15 giorni di Perché viaggio. ci mettevano nei binari morti, cioè fermi nei binari morti, dove c'era un bombardamento, perché erano sempre che bombardavano là, no? E noi ci mettevano là, scortati parte per parte, perfino sopra i vagoni, Anche sopra i vagoni? erano i carabinieri italiani, che anzi, precedendo il discorso, quando siamo arrivati a Flossenburg li hanno presi tutti anche loro e dentro nei campi con noi, uguale per tutti. Quindi destinazione Flossenburg, Flossenburg, in Alta campo di concentramento in Alta Slesia. nell'Alta Slesia, che più che concentramento era anche di sterminio. Lì era un campo che arrivava i vagoni ogni notte, ogni giorno, Ogni giorno arrivava un convoglio. e uno doveva sparire, cioè eliminato. Aspetti, quando è arrivato a Flossenburg, cosa è successo? Niente, il primo lavoro ci ha messo in fila, no? E lì era un tedesco su una scrivania, il nome Registrava? insomma ci metteva il suo nome, e poi nudi dentro questa stanza, in uno stanzone, ma nudi completamente, e dentro lì a fare la doccia, dicevano loro, no? E il soffitto si vedeva i buchettoni, no? Dove quelli che usciva l'acqua, e dopo c'era quelli del gas. E c'erano dei bocchettoni che erano strani, da dove non usciva acqua. Anche io insomma li guardavo, e in un attimo è arrivata l'acqua fredda, cioè calda. E in un momento chiusa la calda è arrivata la fredda, e tutti cercavano di andare per Sui lati dello angoli, stanzone, sì, per cercare di... per tirarsi fuori. È durato circa un mezz'ora questo lavoro qui, no? E poi hanno fermato, hanno aperto la porta, sì, il gas non l'hanno aperto, però erano morti più della metà di quelli che si erano entrati, o non so, o ghiacciati o col freddo. Sì, Diciamo morti, è una tortura. ho spaccato il cuore, non so io. È una tortura, Ecco. quella dell'acqua. Siamo usciti fuori, ci hanno vestiti a righe, poi hanno scelto una ventina di loro, e di rientrare a levar fuori quei morti e metterli sui carri. Poi erano i carri pronti e sono andati su nel forno, e di lì non si sa più niente, quelli oramai erano già spariti. Signor Leo, lei quando è stato preso aveva mai sentito parlare di questo? Ma no, siamo accorti quando siamo arrivati a Flossenburg, in questo paese, un paese grande come Trollmese, così. Lì siamo accorti perché siamo scesi dal treno e abbiamo visto quelli vestiti a riga. E là ha cominciato così, dove siamo arrivati così là. Capito il discorso? Sì, certo. E lì siamo intuiti come era la questione, perché questo campo di concentramento era come andare su nel Pralatore, diciamo noi, sì, in alto così, una zona così, e lì era questo campo. Una conca sopra una collina. E sotto questo paese, Flossenburg. E di lì siamo stati, insomma, questi mesi. Quanto è stato a Flossenburg e che cosa faceva durante il giorno? 3 mesi. Cosa gli facevano fare durante 3 mesi. 3 mesi a Flossenburg. Sì. E che cosa facevate? Ci facevano, venivano, non si sapeva niente al mattino che lavori c'era. Perché io, per esempio, mediante che era nel blocco dei minorenni messo, no? Ho fatto 15 giorni in una specie di, dove si metteva questi zoccoli, questo cuoio per questa tela sopra, sì, qui, dei zoccoli. Con le linguelle sopra per tenerli. E poi mi hanno levato e andavo a lavorare qua e là per le ferrovie, spostare magazzini,
insomma, sempre in movimento. E mangiare mai niente, pochissimo. Ci davano mezzogiorno, no, al mattino il caffeone, dicevano loro. Era un caffè, un'acqua nera, che era fatta apposta per, ci faceva gonfiare, però si la prendeva per scaldarsi. E al mattino ci davano, cioè a mezzogiorno ci davano un po' di margarina e una fetta di pane, che sarebbe stato, il pane era a forma di mattone, diviso, 12 patti facevano fuori. E allora io calcolavo, passavo vicino a questo, che erano questi tedeschi lì che davano fuori, calcolavo di arrivare dove era la fetta più grossa, no? E invece arrivavo giù lì, era la più fina, perché sì, anche questo non va, e allora si andava a sorte dopo oramai. Ho detto io, è meglio, capito il discorso? Sì, sì, certo, certo. E con gli altri che erano con lei, come erano i rapporti? Come vivevate? Rapporti hanno durato, cioè 15 giorni, dopo si era ognuno per il suo conto. Lì si era come bestie, oramai dopo. Isolati, nessuno non c'era più contatto umano, io ho visto solo la il disperazione. padre che gli rubava il pane al figlio, o viceversa, il figlio al padre. Per capire il discorso. Sì, sì. Senta, io ho una domanda forse così a distanza di tempo, ma sicuramente Leo la ricorderà. Che cosa l'ha mantenuta in vita? Quali sono stati i sentimenti che l'hanno portato a ribellarsi e a combattere questa situazione? Ho combattuto con l'istinto di ritornare, di sopravvivere, perché non volevo morire. L'associazione Circolo del 13, che ammette gli ufficiali e gli operatori da Polizia Locale al Triveneto, ha conferito al commissario capo Massimo Pascottini e agli agenti Martina Degano e Fabio Gardelli, in forza al comando Arniel di Polizia Locale, il premio Sicurezza Urbane Caschetto d'Oro 2025 per le attività investigative e preventive fatte col nucleo anticrimine dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tumiec in dai primi mesi dal 2024. I tre agenti avevano fatto perquisizioni e indagini in alcune strutture per l'accoglienza dei minori stranieri, in due che fra gli altri erano stati segnalati 3 giovani per risses e altri reati. E sono stati confermati fin tra mai a primavera gli orari di vertidure dal Pass di Monte Croce, sabide e domenica da svot a 5. Vus in pensin che il passaggio alle permettuto nomos macchines hanno potuto passare la in tapit, las bicicletas, las motos, i camions e las roulottes. La regione ha fatto sapere che sono viertes fin tra mai al 31 di marzo la presentazione delle domande per i contributi pertegni da conti prats. Il contributo forfettario annuale è di 350 euro per ettaro o per frazioni più piccole dall'ettaro e hanno si posto zontà a altre domande. Proprio di queste dai nuovi regolamenti per interventi di recupero, risanamento e manutenzione dei terreni si lavorerà martedì 4 di febbraio a 10 in sale consigliare dal comune di Tumiec. E passiamo agli appuntamenti. Da voi al 9 di febbraio in sale Sergio Giatti di Ville mostre Memorie dal fronte, la campagna di Russia 1941-1943, che si potrà vedere ogni dì da 10 a mezzogiorno e da 4 a 7. 3 di febbraio San Blas, patrono di Sudri, a 9 e a 10 miege Sante Messe e a 12 miege Vespers con Purscissione.
missione di San Biagio Vescovo e Martire vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Miercus 5 Assis, in Tessale multimediale das Associazioni Sportive in via Marchia Tumiec, l'associazione Diamo Peso al Benessere a sci presente. Miercus 5 Assis e Miege, in Tessale dal Cinema di Tumiec, presentazione dal libri Verità infoibate, le vittime, i carnefici e i silenzi della politica. Al sarà presente l'autore. Sabide Votta, Assis, in tal teatri di commedia, spettacoli teatrali in Furlan. Buse dall'Of, l'ai duc a quel país, de compagnie Robic di Ragogne. Il Vot e il Nuf sul Zoncolan, das Nuf as 4 mege, crossover Vertical Winter Tour. 900 metri quadri di attività gratuite, gius con premis e musiche di radio DJ. Dal 8 al 23 di febbraio in tal Palazzo Frisacco a Tomiec, mostre di pitture e sculture, espressioni di pace, con le opere di Ivan Gervasi. Si potrà avviare la mostra dall'unis al sabide, das 10 miege a mies 10 miege, das 3 a 5 miege, domenie das 2 a 6 e miege. Marter Scherat. Dal 9 al 23 di febbraio in tal Palazzo Frisacco a Tomiec, mostre, artefatti, esponing Renata Crosilla, Roberto Dolso, Nicolena Dragonetto, Elsa Fabbro, Paolo Fantini e Ugo Gangheri. Si potrà avviare la mostra dall'unis al sabile, das 10 miege a mies 10 miege, das 3 a 5 miege, domenie das 2 a 6 miege, marters Scherat. E alle tutte per questa edizione dal nostro notiziari, grazie per essere stati con noi e non state a smentere che dell'Alto But al ben prima di tutto. Mandi mandi!